A Palermo per il ballottaggio si vocifera una certa compravendita. Sia Orlando che Ferrandelli, nonché anche lo staff dei candidati, sono alquanto preoccupati e con le mani in alto. Qualcuno, si dice, offrirebbe 100 euro in cambio della promessa di preferenza al ballottaggio. Quelle delle due fazioni, o che sia qualcuno da esterno magari ingaggiato da qualche futuro assessore o consigliere? Probabilmente sono solo voci, ma Orlando e il suo staff non ci stanno e precisano: ci è stato riferito che in diverse zone della città circolano delle persone che offrirebbero banconote da 100 euro in cambio della promessa del voto per il ballottaggio. Ancora una volta ricordiamo ai cittadini che il voto è libero e invitiamo a denunciare immediatamente alle competenti autorità giudiziarie questi reati. La preoccupazione è anche in Ferrandelli, che dichiara: la qualità del consenso è importante, anche la qualità del voto, per questo esprimiamo preoccupazione. Non ci sarà nessun apparentamento con i partiti al ballottaggio perché i patti si rispettano, non apro trattative con chi ha distrutto Palermo in questi anni, non tradisco i palermitani e chi ha creduto nella mia candidatura, che ha rotto linee politiche predeterminate a livello romano. Intanto Orlando, dopo aver presentato nei giorni scorsi i primi 5 assessori che lo affiancheranno se sarà eletto sindaco di Palermo, fa i nomi di altri 5 componenti della sua, a questo punto ancora ipotetica, squadra di governo. Si tratta dell'architetto Agata Bazzi, dell'ex parlamentare europeo di Rifondazione Comunista Giusto Catania, dell'imprenditore Marco Di Marco, dell'ingegnere Tullio Giuffre e del generale della Guardia di Finanza Ugo Marchetti. Erano già stati indicati precedentemente i nomi di Giuseppe Barbera all'ambiente, Barbara Evola per la scuola, Agnese Ciulla per il sociale, Francesco Giambrone alla cultura, Cesare Lapiana alle aziende. Una squadra di altissimo livello, perché altissimo livello è la qualità professionale delle persone scelte, e certamente dovremmo cominciare dalla macchina comunale della quale mi occuperò io, del personale del quale mi occuperò io e delle risorse del bilancio del comune di Palermo, del quale si occuperà il generale Ugo Marchetti, che porterà la sua esperienza di vice comandante generale della Guardia di Finanza e di consigliere della Corte dei Conti a servizio di questa città. E Orlando poi conclude: non ci sarà un vice sindaco, siamo in 10, ci sarà un vice sindaco ogni 6 mesi.